percorsi che sono messi in atto per la presa in carico delle persone con disabilità sono notevoli e coinvolgono diverse figure professionali. Nella struttura sono presenti infatti, oltre alla sottoscritta che appunto è un medico, ci sono anche psicologi, ma anche educatori e assistenti sociali. Quindi in base ai bisogni e alle richieste dell'utenza si attivano queste figure professionali e abbiamo uno strumento che poi è garantito e licenziato a livello regionale, che è la SVAMDI, che è una sorta, diciamo, di valutazione multidimensionale che viene fatta utilizzando diversi parametri che tengono conto appunto delle diverse dimensioni e dei diversi bisogni del soggetto disabile, compresa anche la sua famiglia e i bisogni della famiglia. Ecco, questo sostanzialmente è diciamo, la complessità del percorso si può tradurre in multidimensionalità, cioè vedere la disabilità da parte di diversi professionisti che vedono le diverse dimensioni del problema disabilità. Eccoci qui con Ore 13 in versione salute, siamo con l'US 5 Polesana e oggi parliamo dei servizi sociosanitari. Abbiamo appena visto una copertina con Monica Venturini, responsabile dell'unità complessa disabilità e non autosufficienza dell'US 5, che ha introdotto un po' uno degli argomenti che tratteremo proprio con l'US 5 Polesana. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi il dottor Urbano Brazzale, direttore dei servizi sociosanitari dell'US 5 Polesana. Benvenuto direttore. Buongiorno. Anzi, ci ritroviamo, perché ci ritroviamo. Grazie dell'ospitalità. Oggi cercheremo appunto di parlare un po' di tutte quelle che sono le offerte di un distretto sociosanitario che è diventato unico, grande e che conta tanti numeri, 3.000 dipendenti, 3 ospedali, Adria, Rovigo, 300, 2 distretti, 8 punti salute, 41 comuni, una superficie di 997.055 metri quadrati, 145.000 prestazioni al giorno e insomma è un'USL che è diventata grande, è complessa e che offre servizi anche come quelli che abbiamo appena visto. Allora di che cosa stiamo parlando, direttore? Beh, scusi, dottoressa, la correggo perché erano 900, i comuni sono 51. Non vorrei creare delle tensioni con il distretto numero 2. Esatto. 51 comuni. Allora, che noi li abbiamo accolti e lavoriamo insieme con ottimi risultati, direi, quindi insomma credo che sia fatta giustizia del fatto che hanno una pari dignità. Okay. Allora noi abbiamo il distretto, come lei ricordava, il distretto 1, il distretto 2, la Regione ci ha dato le linee guida per, diciamo, indicando i limiti dell'atto aziendale. Abbiamo fatto un grande lavoro di ripianificazione e da questo nasce un po' tutto quello che è l'attività intorno alla persona, quindi quei vari servizi del territorio, li elenco velocissimamente. Il distretto, naturalmente, che è un po' il cuore pulsante e anche di programmazione di tutto il territorio, le unità complesse della disabilità e non autosufficienza, che sono entrambe presenti nei 2 distretti, le cure palliative, che è assolutamente diciamo una struttura particolarmente importante, credo, perché primo difende un po' il principio di umanizzazione e soprattutto accompagna le persone nell'affrontare il dolore diciamo, con grande dignità. A questo naturalmente le cure palliative è molto importante perché si collega, diciamo, l'unità hospice e in questo senso non è un luogo dove naturalmente si cura, ma si accompagna la persona ad avere una vita dignitosa negli ultimi giorni. Ci sono una decina di posti a Lendinara, presso la casa di riposo, 5 posti sono previsti giù ad Adria, che stanno per essere attivati, e poi non dimentichiamo il grande problema anche delle demenze. Noi abbiamo un servizio cosiddetto SAPA, è un centro per l'Alzheimer grave, che si trova presso Badia Polesine, e l'SVP, che sarebbe lo stato vegetativo permanente.
Allora, nell'ambito poi del territorio ci sono le cure primarie che sono praticamente esprimono tutti i coordinatori delle case di riposo, che vengono in qualche modo coordinati dall'USL attraverso la convenzione, e soprattutto è l'unità operativa deputata alla relazione anche col medico di base. Che anche questo insomma è un punto molto importante, perché poi se ne discute anche in regione col medico di medicina generale o il medico pediatra, perché ci sono anche qui dei cambiamenti in vista. Senta, per quanto riguarda la copertina che abbiamo appena visto, sì, rientra anche questo nei servizi che voi avete deciso di implementare con anche nuove inaugurazioni e soprattutto per offrire un aiuto alle persone con disabilità mentale e fisica. È un impegno anche questo nel territorio? Sì, è un impegno importante sia dal punto di vista della diciamo, professione, diciamo, del dare assistenza, e anche dal punto di vista economico. Non nascondiamo che è un'attività che in qualche modo viene garantita dalla Regione e da noi è organizzata abbastanza bene, direi bene, insomma, nel senso che ci sono 9 CDD, da noi si chiamano CDD, in altre parti CEOD, e più presso l'ex-ULS 18, 2 sono presso l'ex-ULS 19 di Adria. Ora stiamo facendo una gara molto importante per la gestione, perché noi l'abbiamo esternalizzata la gestione recuperando. Stiamo vedendo anche delle belle immagini, tra l'altro. Questo è bellissimo, perché praticamente sono le serre dove i ragazzi si possono sbizzarrire, ma non solo, noi abbiamo anche, cioè c'è proprio questa, direi, mi emoziona anche il fatto che questi ragazzi in qualche modo hanno un collegamento con la materia che va al di là dell'aspetto della relazione con gli addetti ai lavori, nel senso che viene lasciato loro una grande libertà nell'affrontare la pittura, la coltura, scusi, l'orto, cioè quelle qualità di vita che poi alla fine anche noi che facciamo altri lavori non apprezziamo più. Che meraviglia, cioè non ha niente sì, che invidiare un Pollock, voglio dire, per chi ne certo, conosce certo. o un Kandinsky. Noi c'è un lunghissimo corridoio presso la sede che è stato destinato ad appendere tutte queste opere dei ragazzi che sono impegnati a farlo. Allora, direttore, giusto perché appunto lo definiamo un attimo, abbiamo sentito anche all'inizio la copertina, ogni giorno voi accogliete circa 100 persone tra i 18 e i 50 anni, dalle 9 del mattino alle 16:30. Sì. Come abbiamo visto ci sono i laboratori di pittura, cucina, ceramica, falegnameria, ma la cosa molto bella è intanto anche che c'è un'equipe multidisciplinare, cioè anche l'ULS Polesana si è focalizzata sulle multidisciplinarità, si è focalizzata sul team, perché è l'unione che fa la forza. Certo, allora nell'ambito diciamo, di questo affrontare il problema multidimensionale è importante la partecipazione di più professionisti, che va dallo psicologo, eccetera, l'educatore, il medico, perché lì è un po' la chiave di volta dove destinare il ragazzo, nel senso che l'azienda offre più strutture, che va dai CDD, ma ci sono altre strutture che sono residenziali, ci sono le RSA, noi il CRGD che si trova presso gli istituti polesani e che ospita 25 gravissimi. Quindi questa specie di commissione valuta la adeguata e appropriata destinazione della persona. E è un po' diciamo questo nuovo modo di vedere, oltre che l'aspetto psicologico, psichico, un nuovo modo di vedere la medicina, quello di gestire le persone per intensità di cura, quindi destinando diciamo un'area, non più la medicina, l'ortopedia, ma un'area dove più professionisti si incontrano per decidere il caso e affidarlo a un tutor. Questo è molto importante, io ritengo che è un passo avanti dal punto di vista proprio nell'affrontare il problema e evitando naturalmente quello
che è la ghettizzazione del soggetto. Cosa che avveniva appunto nel passato, invece insomma, cadono le barriere, cadono i muri. Sì, guardi, le racconto un aneddoto veloce. Io, quando facevo parte del Dipartimento di Prevenzione tanti anni fa, siamo andati a vedere in commissione per valutare tutto il residuo psichiatrico. C'erano circa 150 persone in un certo luogo e lì si scoprì delle cose pazzesche, nel senso gente che magari aveva il cosiddetto mal caduto, che era nient'altro che l'epilessia, e che veniva messa in manicomio, oppure l'orfano che veniva, cioè cose che a un certo punto al giorno d'oggi inenarrabili e impossibili, e per fortuna che sono tempi bui e andati. E allora noi andiamo in pubblicità, poi quando ritorniamo sentiremo poi la Chiara Farinelli, la psicologa, che ci racconta come si svolge un'attività e poi continuiamo con i nostri argomenti. A dopo. Eccoci qui, siamo con, ricordo, il dottor Urbano Brazzale, direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 5 Polesana. Allora, tra pochissimo vedremo che cosa ci racconta Chiara Farinelli su come si svolge una giornata all'interno appunto di questi centri, che ricordo sono centri nei quali le persone entrano e sono seguiti da molte figure professionali, e sono anche direttore, prima di vedere il servizio, un aiuto per le famiglie, certo, perché dalla mattina fino al pomeriggio anche le famiglie, perché insomma persone non in grado di autodeterminarsi sono anche difficili da seguire, quindi è un aiuto importante. Ma devo dire che, ad esempio, quando io sono arrivato, la prima cosa di cui mi sono preoccupato sono le famiglie, nel senso che una volta che abbiamo stabilito l'esatta collocazione della persona, ci siamo incontrati con le famiglie. E io mi sono impegnato personalmente a garantire tutte le risposte che loro in qualche modo diciamo, di cui avevano bisogno. È stato molto interessante perché poi tu vedi la gente che a un certo punto cambia completamente e intende fare di quello che è il suo problema, intende creare quasi una missione, e questo è molto bello perché è gente che lotta per dare una dignità e soprattutto un futuro a gente che fino a pochi anni fa si diceva, diciamo, erano un po' i reietti della società. Mi onoro in qualche modo di essermi impegnato in questo senso, perché io vengo da una scuola completamente diversa da quello che è l'aspetto diciamo della psicologia, no? Quindi dalle carte, dal diritto amministrativo, eccetera. È stata una rivalutazione anche per me, un guardarmi dentro quello che era il mio approccio. Ma questo è bello, le fa onore, perché davvero, cioè, si cresce, si impara, non, sì, certo, non si hanno barriere, no? Questa è un'esperienza probabilmente che mi segnerà in qualche modo, perché mi ha insegnato anche a valorizzare quello che sono i reali bisogni e dare anche un senso più limitato a quello che sono le quotidianità. Insomma, si fa un parametro sulle... Certo. Si fa un bilanciamento sulla propria vita. Poi mi ricordo... Però le posso far vedere il nostro servizio, perché è giusto che la dottoressa Chiara Farinelli ci racconta come si svolge questa giornata con questi ragazzi che sono un po' in difficoltà. Vediamo. Gli utenti arrivano accompagnati da un pulmino, è previsto infatti un servizio trasporto in una fascia oraria che oscilla dalle 8:30 alle 9:30 e terminano la giornata sempre in una fascia oraria che va dalle 15:30 alle 16:30. Cerchiamo di garantire per ogni utente almeno 7 ore di permanenza comunque presso il centro. La mattinata comincia con un momento di accoglienza. Le persone vengono accolte in una stanza dove magari è possibile preparare anche una bevanda calda, stanno insieme, c'è un momento di saluto, si raccontano le cose che hanno fatto a casa la sera prima e poi si comincia l'attività vera e propria intorno alle 10. E ci sono diversi laboratori, come è stato anche visto prima, come è stato registrato.
C'è una programmazione settimanale dei laboratori e per ogni utente c'è comunque una programmazione personalizzata di inserimento nei laboratori. I laboratori che sono attivi nei centri, e dico quelli generali perché poi ci sono anche progetti specifici che vengono fatti in determinati momenti dell'anno, ad esempio, sono dei laboratori dedicati al mantenimento cognitivo, dei laboratori espressivi dove è possibile dipingere o fare delle attività con la carta, con quindi cose molto semplici. C'è un laboratorio di cucito, un laboratorio di cucina, c'è un laboratorio che riguarda invece la stimolazione sensoriale, che è rivolto soprattutto alle persone più gravi. Ci sono queste attività che riguardano appunto l'autonomia e la vita di relazione, che riguardano anche l'indipendenza e l'uscita anche fuori dal centro. Sono previste delle uscite infatti sia nel centro città che anche in posti magari che vengono scelti proprio dai nostri utenti. Intorno a mezzogiorno e mezza c'è un orario del pasto. Dopo il pasto c'è un momento di relax e poi c'è la ripresa di questi laboratori che le dicevo prima. Allora, eccoci qua, abbiamo appena visto la psicologa Laura Farinella che ci ha raccontato questo svolgimento di questa giornata. Ci stava raccontando il dottor Urbano Brazzali, direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 5 Polesana, di come sia un po' cambiato l'approccio, l'aspetto, l'elemento, il fattore umanizzazione, e di come la famiglia poi viva in maniera proprio diversa questo che può essere un problema importante. Allora siamo andati anche a vedere la coordinatrice Gisella Oltramari per capire cosa chiedono i familiari, anche quali sono le aspettative, perché certo magari forse un'autonomia no, direttore, però si hanno delle aspettative che questi ragazzi svolgano un'attività e che ne so, trovino anche un talento. Queste attività fatte presso i centri sono proprio attività che sono legate anche a un aspetto terapeutico, non è per far passare il tempo, ma perché si è convinti che la persona riesca in qualche modo a ricontattare quello che è l'esterno e anche diciamo, si abitui a fare delle cose in maniera autonoma. Questo è importante, infatti, come le dicevo prima, quando ho incontrato i familiari, la loro preoccupazione era quella di non far vivere un parcheggio, ma dare dignità, ma come è giusto io credo, dare dignità a persone che sono più sfortunate di altre. Quindi in questo senso, guardi, io è da anni che cerco di portare avanti anche in ruoli diversi questo fatto a cui tiene molto anche la Regione, devo dire, e questo fatto di gestire tutto quello che riguarda la sanità, il sociosanitario, eccetera, sul principio dell'umanizzazione, creare un contesto, creare dei percorsi che sono intorno alla persona, una specie di approccio olistico alla persona. Che poi comunque dopo rientra nelle varie mission che vi siete date, perché quando poi uno va a visitare anche il vostro sito c'è proprio tutto una serie di indicazioni e di obiettivi da raggiungere, e di approcci nuovi forse, anche certo, scoperti. Allora vediamo come si svolge questa, che cosa chiedono i familiari con Gisella Oltramari. Vediamo. Le famiglie ci chiedono di far stare bene i loro figli, abbiamo un bellissimo rapporto anche con le famiglie, perché ci sono delle associazioni, i familiari si sono anche costituiti in associazioni che ci danno anche, lavoriamo insieme per il benessere proprio psicofisico, diciamo per il benessere dei loro figli. Ogni utente ha un suo piano personalizzato, come viene redatto questo piano? Gli operatori dei centri diurni, con in capo l'educatore, fanno un progetto personalizzato, prima studiano la persona, poi fanno un progetto personalizzato che rinforzi le sue abilità residue o che acquisisca anche delle abilità nuove. Ogni ragazzo del centro diurno, ogni utente del centro diurno ha un progetto personalizzato fatto ad hoc. Eccoci qui, allora abbiamo appena visto come si svolgono queste giornate, cosa chiedono le famiglie e dicevamo appunto, senta, se io le dico equità d'accesso,
che è una delle vostre mission, sviluppare nella comunità la promozione della salute, e i valori sono la libertà del cittadino, della scelta del servizio, una cura efficace, la scelta del professionista, tutelare la vita nelle sue diverse fasi, nei suoi diversi momenti, che è certo è sempre bello pensare alla ginecologia, all'ostetricia, al momento della nascita, però la vita ha tante fasi, no? L'abbiamo visto. Lei mi dà uno spunto, dottoressa, nel senso che la ginecologia, diciamo il parto in sé, è un momento in cui nasce una nuova esperienza, diciamo il soggetto dovrà in qualche modo, speriamo in maniera sana, anche portare avanti un suo percorso, un suo destino. Allora, non dimentichiamo che nell'ambito appunto di queste categorie deboli ci sono delle situazioni che le stesse famiglie non facilitano nella crescita dei ragazzi, dei propri figli, anzi abbiamo delle situazioni drammatiche che sono affrontate nell'ambito del consultorio, che è un altro grande tema. Il consultorio non tanto dal punto di vista ostetrico, ma dal punto di vista della tutela di questi minori. Il consultorio fa parte, tra l'altro, della grande mamma IAF, che sarebbe Infanzia, Adolescenza e Famiglia. Però mi sono molto concentrato, devo dire, su questa cosa. Primo perché i sindaci, in modo generoso, hanno costituito un fondo che costa circa 2 milioni di euro. E meno male che sono 51 comuni, perché poi... Sì. Ecco, diciamo che questo è nato nell'ex ULSS 18, quindi si sta un po' sperimentando anche al distretto 2 questa opportunità o questa possibilità. Allora, sul principio di solidarietà, questi comuni mettono a disposizione 2 milioni di euro, che sono nient'altro che una quota che ognuno paga rispetto al cittadino che ha. Questo nasce perché alcuni piccoli comuni avevano un numero assolutamente alto di soggetti di cui preoccuparsi, e questo naturalmente mandava in default il comune, perché questi bambini vengono tolti alle famiglie e affidati alle comunità che sono sparse in un po' tutto il Veneto. Perché lei dice non li tiene a Rovigo? Perché il più delle volte il giudice, proprio per la relazione che esiste con i genitori, fa questa scelta di inserimento in ambiti che non sono conosciuti dai genitori stessi. E in questo senso devo dire veniamo da una situazione molto tesa per scarsità di risorse. Finalmente la Regione ha autorizzato alcune figure di psicologi e educatori, e adesso stiamo ricostituendo con grande determinazione questa opportunità anche di rilancio del consultorio. Avevamo più di 50 bambini, insomma, che sono ospiti presso le comunità, quindi è un grande problema. Quello che voglio dire è che tutta la vita della persona in qualche modo è stato creato un sistema da parte della Regione che noi stiamo attuando, che in tutte le fasi della vita la persona ha diciamo una struttura a cui rivolgersi. Un riferimento, il famoso take care, che dicono molto, sì. A me piace molto, no? Il prender cura, che sarebbe un accompagnare la persona dalla nascita alle diverse esigenze. Sì, proprio fino alla tarda età, dove probabilmente ci andrò io, lei no sicuramente, che sono le case, cosiddette case di riposo, i centri servizi, meglio. Anche se adesso hanno molto le residenze, perché anche su quello lavorerete molto. Sì, sì, è vero. Ci torniamo dopo la pubblicità con Urbano Brazzale, direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 5 Polesana. Guardate, è la TV che invecchia, è giovanissimo, sono tutti giovanissimi e perfetti. A dopo. Aspetto. È molto sentito. Eccoci qui ancora con Urbano Brazzale. Allora, abbiamo visto alcune fasi della vita, abbiamo visto queste persone in difficoltà, in condizioni di fragilità. All'inizio della trasmissione avevamo parlato anche del percorso delle cure palliative con tutte le vostre strutture. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che tra l'altro in prossimità di San Martino il Pallium, il mantello per aiutare il prossimo. Anche qui è un impegno molto importante, perché è un impegno, un percorso emozionale, psicologico ma anche economico, però voglio dire si accompagna anche qui la persona. Certo, sì.
Beh, se parliamo di aspetti economici, diciamo Io so che lei vuole... No, no, non è che voglio. Noi per il fondo della non autosufficienza, che comprende un po' tutto, sono circa 45 milioni di euro. E questo è il pacchetto, diciamo, che la Regione ci dà per poter gestire le varie fasi di cui parlavamo prima, che va dalla disabilità alla non autosufficienza. Non è che necessariamente voglia parlare di No, ma sto dicendo soldi, che comunque anzi, bisogna ricordare che comunque c'è sempre il lato umano che chiaramente prevale, poi c'è però il fattore economico, però lei ha lavorato anche su questo, che sembrano magari lo 0,03, sembrano magari numeri piccoli, ma con realtà così grandi, cifre così grandi diventano bei soldi, giusto? Quindi lei come ha fatto a fare, voglio dire, a quadrare i conti, ma non è che, allora, diciamo che non è che tu debba quadrare i conti, tu devi mantenere un limite. Perché magari l'ha contata qualcuno. No, allora, un limite di spesa, ecco. deve esserci quel limite, e quel limite è la destinazione di circa 26 milioni. Allora tu sai che devi spendere 26 milioni di euro per finanziare gli impegnativi di residenzialità per gli anziani, e poi le dico, e tutto il resto è destinato alla disabilità. Allora, cosa succede? L'anziano ha bisogno di entrare in casa di riposo. Questo lo spiego anche perché io auspico che la gente del Polesine possa vedere la trasmissione. E le persone vengono valutate da una commissione, cosiddetta, viene diciamo, stilata una scheda SVAMA da parte di questa commissione, e viene, attraverso un programma della Regione, viene dato un numero, di una valutazione che si trasforma anche in numero e che crea una graduatoria. Le persone che vanno all'interno della casa di riposo possono fare una scelta diciamo autarchica, nel senso io vado, pago e sono autosufficiente, e non ci sono casi, quindi il cosiddetto libero mercato, oppure la persona che non ha queste possibilità economiche, che è il 90%, chiede di poter essere valutato e inserito in questa graduatoria. Questa graduatoria, se tu, man mano che viene scorsa, in maniera molto corretta e trasparente, diciamo al primo, il secondo, il terzo, alla seconda, viene assegnato una impegnativa di residenzialità che va dai 49 ai 56 euro al giorno, e comunque che permette alla persona di poter, diciamo, garantire il pagamento della sua quota, perché, per carità, sul principio di umanizzazione siamo tutti d'accordo, però anche sul principio che la gente lavora e deve essere pagata, quindi sì, nell'ambito di centri e servizi ci sono tante figure che vanno dall'OSS, l'operatore sociosanitario, all'infermiere, allo psicologo, e devo dire che tutti sono diventati dei centri in qualche modo di eccellenza, che non hanno in sé, anche perché il grande lavoro della Regione è stato quello di, attraverso la legge 22, di accreditare le varie strutture e quindi di riconoscere loro la possibilità di fare delle attività. Quindi la Commissione ha valutato, sia dal punto di vista della gestione che dei muri, se quel centro servizi è idoneo. Infatti non trovi più diciamo dei ghetti come si trova una volta. Oppure quei bruttissimi episodi di cronaca ai quali purtroppo insomma, ci siamo anche un po' abituati a vedere, ce li aspettiamo, siamo un po' preoccupati, no? Sia per quanto riguarda il nido piuttosto che la casa di riposo per gli anziani. Sì, non è più così, oggettivamente, almeno non abbiamo conoscenza di fatti, a parte 2 o 3 anni fa degli episodi che purtroppo però secondo me la marcia non è che può inficiare tutto, voglio dire, tutta la cassa. Senta, per quanto riguarda appunto gli anziani, poi l'obiettivo non è solo quello, ma anche l'assistenza a domicilio, perché anche lì vi siete impegnati molto. Sì, presso diciamo, il territorio esiste l'assistenza domiciliare, è fatta dagli infermieri, viene data 12 ore al giorno. Quindi la persona che post acuta, ma che ha ancora bisogno che viene dimessa, ma ha ancora bisogno di un periodo
di assistenza, anche, cioè infermieristica, questa viene garantita nell'ambito di questa certificazione che viene fatta dell'UVMT e viene diciamo, data da parte degli infermieri, 1, 2, a seconda della gravità della persona, viene data questa assistenza tutti i giorni della settimana, anche se uno è molto grave. Questo, è, credo, un principio di nobiltà, insomma, della società, quello di garantire questo tipo di servizi. È molto importante perché devo dire che tutto il servizio è gestito molto bene, nel senso che le persone ci credono, sono quasi tutte gente che ha voluto esserci e che continua a esserci, quindi questo è anche il valore aggiunto del lavoro, insomma. Sì, anche un po' il senso del dovere e il proprio lato umano, caratteriale che emerge. Diciamo che tutto quello che è l'attività di intervento sociale, sanitario nell'ambito del territorio passa un po' per la COT, che è la centrale operativa territoriale. Questa centrale operativa che ha collegamento con l'ospedale, che ha collegamento con risolve quelle problematiche di persone che in qualche modo bisogna immettere nel circuito in maniera, diciamo, molto efficiente, nel senso che deve stabilire, anche attraverso una serie di accertamenti, deve stabilire in qualche modo il luogo dove la persona potrà andare. Quindi può essere il centro servizi, casa di riposo, potrebbe essere a domicilio, insomma è la garanzia di informazione che viene data, stilata, insomma, una scelta proprio quasi sartoriale sulla necessità della persona, perché magari uno ha una patologia particolare non può certo andare da un'altra parte. Senta, in tutto questo c'è una figura che gioca un ruolo fondamentale, che è quella del medico di medicina generale, cioè tradotto il medico di base, il medico condotto. Anche lì bisogna lavorare, perché è quello che ti aiuta anche non solo a conoscere il paziente, a farti anche risparmiare, perché anche quello conta. Beh, diciamo che allora io ho vissuto una bellissima esperienza, perché quando sono arrivato a Rovigo diciamo, il piano sociosanitario regionale parlava ancora del direttore dei servizi sociali e del territorio. Quindi mi sono buttato a capofitto nella relazione con i medici di famiglia, ero il presidente del comitato dei medici di famiglia e quando siamo arrivati loro spendevano pro capite 126 euro, 127 euro diciamo a persona di media di spesa farmaceutica convenzionata. Cioè non i farmaci da banco, cioè proprio i farmaci quelli... Insomma... No, loro non è che lo spendevano loro, ma certo, prescrivevano, e quindi nell'ambito della media ogni persona costava 126 euro. Diciamo che abbiamo iniziato un lavoro anche di colloqui, anche un po' rieducativo, devo dire, comunque mi perdonino i medici di famiglia. Comunque abbiamo insistito, ora siamo a 106, mi sembra. Questo è un... circa di 20 euro, che sono tanti. Che sono 2-3 milioni di euro. Sono 2-3 milioni di euro nell'ambito. Allora, perché non significa... perché il principio è quello di fare delle prescrizioni appropriate, non delle prescrizioni. Allora, si parla di appropriatezza quando la scelta terapeutica è in relazione alla malattia e l'intervento che si fa è appropriato. Quindi il medico che ti dà 5 scatole di qualcosa e invece di dartene una o 2, poi rivederti, non fa un'azione appropriata. Cioè, se dice, se devo prescrivere, poi voglio vedere come va anche questa terapia, ti richiamo, ti controllo, il caso va, ti aggiungo. Sì, diciamo in maniera semplicistica è così. Perché cerchiamo di tradurlo. Sì, però mi odieranno. L'avranno odiata molto. Sì, no, ma io ritengo di aver avuto un bel rapporto, nel senso che... Anche perché con loro abbiamo fatto un grande lavoro anche nell'ambito delle cure palliative, perché abbiamo chiesto in comitato di poter avere la disponibilità di 2 o 3 medici che potessero
in qualche modo impegnarsi alcune ore alla settimana per le cure palliative e sono stati disponibili, quindi insomma fa parte della dialettica quotidiana, insomma, il fatto che siamo il confronto, il confronto, che poi sono tutti dalla stessa parte, perché alla fine qual è l'obiettivo? Quello di fornire un servizio al cittadino senza sprechi per poi dover togliere di servizi agli altri cittadini, giusto direttore? Sì, esatto, per forza. E comunque devo dire che la classe medica in Polesine è di prim'ordine dal punto di vista del medico di famiglia. E allora, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo e sentiamo ancora appunto quali sono i vari ambiti del LUS Polesana col nostro Brazzale. A dopo. Eccoci nuovamente con Urbano Brazzale, siamo con l'ULSS Polesana. Abbiamo prima della pubblicità analizzato il fenomeno magari dell'eccessiva prescrizione e allora, direttore, ogni 100 euro spesi nella sanità, 20 sono sprecati in prestazioni inutili. Lo spreco è di circa 11 miliardi di euro all'anno in Italia per questa medicina difensiva preventiva. E in questo ambito forse magari bisogna anche rivedere delle cose, perché se io prescrivo una diagnostica per immagine e magari in realtà non serviva, faccio un favore ad chiamiamo così, un paziente, un disservizio per un altro utente, perché poi ci sono le liste d'attesa. Sì, certo, non so se, entro in un campo che non è di mia competenza, comunque non è che si fa una cortesia al paziente, visto che a volte diciamo non è poi opportuno mettersi sotto le macchine radiologiche. Comunque, no, diciamo che oggettivamente il personale medico è continuamente sottoposto a uno stress, diciamo addirittura si vedono pubblicità, si raccomanda di poter accedere a tutta una serie di servizi legali per avere risarcimento danni, eccetera. Allora, io credo che ogni professionista lavori secondo scienza e coscienza e faccia il meglio, perché questa è anche un po' la sua missione. In particolare il medico, a parte magari qualcuno, però io credo che generalmente siano lì per curare le persone. Allora, possono esserci degli errori, ma anche di diagnosi, eccetera, ma questo naturalmente ha creato la mancata accettazione dell'errore altrui nell'ambito della società. E quindi io non sono d'accordo su questa modalità di affrontare il problema da parte, diciamo, di chiunque, no? Quindi ho grande rispetto del lavoro, certamente si lavora sempre per migliorare, quindi quando si parla di appropriatezza è dare le risposte corrette a problemi simili e quindi io ritengo che ormai tutti i medici ospedalieri di famiglia, eccetera, siano partecipi per un'unica missione, che è quella di curare bene. Dopo e credo, e quindi è passata anche la logica diciamo, dell'attenzione, la logica dell'attenzione nei confronti delle persone e dei malati in particolare. Per il resto, è un lavoro che si fa ogni giorno di convincimento, di meglio un esame in meno se è inutile e magari un approccio diverso alla persona. A volte, ma in effetti nel contratto della medicina di famiglia il primo punto è gli stili di vita. Quindi c'è il discorso dell'abuso dell'alcol, il movimento, le persone che devono camminare, insomma, sono tutte logiche che in qualche modo sono un segreto di Pulcinella, che però servono a
evitare tante patologie che nel tempo diciamo, si manifestano. Quindi insomma l'attività fisica, un po' di amore per se stessi fa parte anche della senz'altro, poi quelle di limitazioni che sono poi ferree, a meno che non abbia malattie particolari, e con questo appunto ci possiamo agganciare anche tutte le prevenzioni che vengono fatte nel territorio, perché la vostra USA insomma, si spende proprio per il benessere del cittadino. Sì, quindi certo. voi avete tante iniziative dedicate alla donna, dedicate all'uomo, perché appunto lo si seguono i vari percorsi. Sì, qui gioca un punto fondamentale il Dipartimento di Prevenzione, che è il dipartimento diciamo, idoneo e per norma è quello che si interessa di tutto il discorso della prevenzione. Tra l'altro quest'anno è stato un anno abbastanza impegnativo nell'ambito del fronte delle zanzare. Sì. E ne ha già parlato il mio collega qui, e ancora, diciamo non più tardi di un paio di giorni fa, l'assessore ha dato una linea di lavoro e di condotta alle varie aziende, e il Polesine è un po' particolare, nel senso che lì siamo... Stiamo parlando del West Nile, perché altrimenti la gente dice ancora... Sì. No, siamo lì e comunque insomma siamo sopravvissuti, almeno come direzione, mi lasci la battuta, però devo dire che il connubio, il combinato disposto teoricamente tra il Dipartimento di Prevenzione e in particolare i sindaci ha fatto sì di limitare i danni. Qual è il problema? Che le disinfestazioni, lo dicono gli stessi sindaci, dovrebbero essere fatti da tutti nello stesso momento, perché se si fa a macchia dei leopardi diventa un problema. Secchio, dici. Però insomma io credo, adesso abbiamo l'esecutivo dei sindaci, la prossima settimana parleremo anche di questo e quindi anche del programma della prevenzione per il prossimo anno. Sono già le caditoie da svuotare, e poi dopo si dice la città deve essere bella e tutti vogliono i fiori, devi svuotare però il sottovaso. Ma ognuno di noi sa anche pulire il marciapiede è importante. Perché poi dopo le problematiche esplodono ad hoc, giusto? È difficile contenerle. Allora, quali sono le progettualità future, la cosa che sta a cuore e che vuole che si sviluppi e che abbia dei punti, degli obiettivi da raggiungere? Per me che tutte le categorie delle persone abbiano una risposta intanto, ma soprattutto le categorie che in questo momento io per ruolo sto seguendo, quindi parlo delle categorie più deboli, che abbiano in sé un contenitore dove si possa ritrovare la propria dignità. E quindi diciamo si sta concentrando sull'aspetto degli anziani, anche ad esempio la fragilità dell'anziano, perché la popolazione, lo sappiamo, il mondo della fragilità in genere, quindi è fragile anche il bambino appena nato, comunque diciamo tutti quelli che in qualche modo in questo momento stesso sono seguiti dai servizi che io dirigo, quindi i minori in particolare, che vedo con grande preoccupazione. Perché li vede con preoccupazione, direttore? Ma li vedo con preoccupazione perché per certi aspetti è una società che non ha più il senso non dico del rispetto, però è una società che non si preoccupa più del vicino di casa. E questo diventa un problema di solitudine delle persone, e quindi un problema che non è vissuto è un po' una società che, uso un termine un po' per certi aspetti drammatico, dal punto di vista dell'umanizzazione è un po' decadente. Quindi il mio impegno è quello un po' di tener viva questa fiamma, perché poi alla fine si pensa sempre che succeda agli altri. Credo che una società deve rivivere la propria cultura, deve rifondare i propri valori, deve in qualche modo crederci a quello che è il futuro anche dei propri figli. Quindi credo che in questo senso il Polesine possa tranquillamente dare un colpo di reni, sicuramente.
Cioè, dire ragazzi ci siamo, e poi insomma anche voi potete sentirvi quasi cittadini di prossimità, certo, siamo cittadini, come azienda, esatto. Perché comunque siete un front office importante, sì, anche con il comune, con il primo cittadino, certo, il cittadino con tutti, stesso, e con tutti, quindi evidentemente sono diventate anche una componente psicologico-sociale, insomma, se possiamo dirlo così. Senta, una cosa importante, visto che ha parlato anche dei minori, sono i SERD che lavorano molto, anche da voi lavora tanto, perché abbiamo forse già detto con il direttore che c'è stato, pensiamo sempre solo alla persona magari che si droga, ma ci sono le persone affette da alcolismo, da dipendenze di varia natura, allora quella è la sfida. Beh, in particolare del gioco. Allora si sta pensando col direttore del SERD di poter creare, anche per diciamo agganciare tutti quei ragazzi che in qualche modo verrebbero anche al SERD, di creare dei percorsi particolari per loro, sia per quanto riguarda il problema del gioco e per quanto riguarda l'abuso di sostanze psicotrope, ma non così gravemente da portare, diciamo, il ragazzo che in qualche modo si fa qualche cannone, come si suol dire. Ed è importante recuperarlo, nel senso creare dei percorsi a sé, è un po' quello che si sta pensando di riorganizzare nell'ambito del SERD di Rovigo. Avevamo anche contattato il commissario Stella per poter fare un progetto insieme presso Villa Serena. Poi lei non c'è più, ma comunque insomma l'assessore, so che l'assessore ci sta pensando come gestire sta roba, insomma noi ci crediamo, ecco. Sì, quindi l'obiettivo è quello di diciamo prendersi il grande problema però è il gioco. È il gioco. Avete il gioco, quelle famosissime macchinette che sono molto, che poi comunque anche il governo mi sembra stia lavorando in quella direzione, però il problema forse di base è sempre la solitudine, non forse un amico, un qualcuno diciamo con cui che è parlare. una dipendenza oggettivamente, che noi non riconosciamo, perché il primo a non riconoscerlo è colui che gioca. Mentre in realtà diventa drammatico, si coinvolgono famiglie, cioè è una strada che poi non riesce più a frenare. E allora, cosa possiamo dire? Prima di tutto che forse dobbiamo anche voi lavorare di più sul concetto di famiglia, andrete anche voi in questa direzione? Certo. È il vostro obiettivo? La famiglia rimane comunque un caposaldo della società italiana in particolare. E allora, siccome la trasmissione è finita, voglio salutare tutta la grande famiglia dell'US 5 Polesana, perché siete tantissime persone, più di 3.000, quindi una famiglia allargatissima. È una bella azienda, in effetti. È una bella azienda. È l'azienda che è la più grossa, credo, in Polesine. Ecco. E ringraziarli perché sono persone, uomini, donne, che tutti i giorni si spendono con umanità e con gioia del proprio mestiere, del proprio con fare. Con gioia non lo so, però secondo me sì, perché ne hanno conosciuti parecchi e sono tutti felici. Sono felici di fare il proprio mestiere. Io ringrazio veramente molto il dottor Urbano Brazzale, il direttore dei servizi sociosanitari dell'US 5 Polesana, per essere stato in nostra compagnia e averci raccontato com'è il work in progress. Si lavora sempre. Sempre. Grazie, a domani. Grazie, buongiorno.